Amiche e amici del futsal, benvenuti al centro sportivo Enrico Mattei di San Donato Milanese, che oggi fa da cornice all'11ª giornata di Serie A femminile di Kick-Off e Atletico Foligno. Cerca di tenere nella propria metà campo con il pressing alto la squadra di Riccardo Russo, che recupera palla, va verso la porta e sfiora immediatamente il gol del vantaggio con Bovo, che prova la puntata di destro. C'è anche Dos Santos però. Finta di Dos Santos, parte Baldassarri forte, Carturan chiamata alla prima parata, risponde presente. Palla dentro forte, altra grande chance per la kick-off con De Sosa che aveva colpito. Palla dentro forte di nuovo, ancora l'appuntamento De Sosa, questa volta la porta l'aveva centrata. Ancora Getulio, lascia lì per Sosa. Gira palla ancora, squadra di Riccardo Russo. Pellegrini prova a liberare il destro, palla larga, non trovata, prova a rispondere ora l'Atletico. Baldassarri, conduzione centrale, si dimenticano di difendere le giocatrici di Riccardo Russo, salva tutto Carturan, poi la palla in avanti a cercare Borges, non trovata, brava Proietti ad uscire. Ora Borges, centralmente, calcia forte addosso e poi di nuovo la doppia parata di Proietti su Borges. Pellegrini, Ghilardi, Bovo, sposta palla sul destro. Proietti in avanti, un regalo, Pellegrini quasi lo scarta. Getulio recupera un pallone in alto, buona chance dentro da Bovo, forte dove c'è Ghilardi e alla fine il pallone entra, toglie il tappo alla partita Ghilardi con l'aiuto di una deviazione avversaria, porta in vantaggio la kick-off. Ghilardi passa, doppio dribbling e conclusione. Getulio, destro forte, si deve distendere Proietti. E ora tasto play per il secondo tempo. Narcisi rischia, ruba palla De Sosa, calcia De Sosa, blocca Proietti. Proietti sempre a giocare da libero. Fortunati, sponda buona, Perzelli che calcia, è chiamata al paratone Carturan. Il rilancio lungo di Proietti, Borges brava a trovare la posizione di testa, regalo però di Pellegrini e poi il tiro da parte di Narcisi. Narcisi strappa palla, entra in porta, Narcisi e poi Baldassarri da fuori, murata da Getulio. Bella bandierina, Bovo. Fuori da Ghilardi che calcia in porta, il pallone resta lì e poi arriva il gol del 2-0, segna De Sosa che raddoppia i conti per la squadra di Riccardo Russo. La kick-off, ancora De Sosa in porta, Proietti brava e regala rimessa alle avversarie. Proietti si perde il pallone, lo appoggia addosso a Ghilardi che segna la doppietta personale e soprattutto il gol del 3-0 per la kick-off che ipoteca questa partita a pochi minuti dal termine. Ultimi istanti, arriva ora la sirena, vince la kick-off contro l'Atletico 3-0.